Dopo il risultato ottenuto al referendum tra i dipendenti comunali, i sindacati si aspettavano un segnale dall'amministrazione che però non è arrivato. Per questo, a distanza di poco più di un mese, hanno deciso di depositare il ricorso al giudice. Noi abbiamo fatto la scelta di rivolgerci al giudice del lavoro chiedendo l'annullamento del contratto decentrato perché di fronte al fatto che 2200 lavoratori hanno votato, hanno respinto il contratto decentrato del comune, l'amministrazione non ha riaperto il tavolo, non tiene conto dell'esito del referendum e non dà la possibilità ai lavoratori di decidere sul loro contratto. A questo punto, di fronte a questo scenario, non avevamo alternative che rivolgerci al giudice per chiedere cosa? L'annullamento di questo contratto e la riapertura della trattativa. Ora dunque la parola spetta al giudice. Nel frattempo i sindacati andranno avanti nella loro battaglia e al sindaco, che qualche tempo fa ha descritto Giordano più come un politico che come un sindacalista, lui replica così. Noi vogliamo risposte concrete sui temi, non c'entrano niente le elezioni, noi contrastiamo le politiche che questo comune sta mettendo in campo, vogliamo servizi di qualità per la cittadinanza e diritti dei lavoratori. Se il sindaco preferisce spostarla su altri piani, a noi non interessano, noi rappresentiamo i lavoratori e su quello vogliamo un confronto. Vorremmo che lui parlasse di questo e non delle ambizioni di qualcuno, che non sono ambizioni politiche ma sono ambizioni di rappresentare persone che hanno retribuzioni medie e basse e che chiedono diritto e la possibilità di potersi esprimere sul loro contratto di lavoro.